Il prossimo capitolo ha il titolo di Archeologhe in viaggio e vuole raccontarvi proprio i viaggi che abbiamo realizzato io e Francesca Sbarra, quindi la mia collega con cui abbiamo studiato le ceramiche vetriate di Carlino, i viaggi attraverso l'Europa per andare a verificare la somiglianza reale, le affinità proprio tra i materiali di Carlino e quelli ritrovati, vi ricordate, nelle altre zone d'Europa, in particolare lungo il Danubio, cioè lungo il Limes, il confine dell'Impero Romano. E questi viaggi facevano parte proprio di un progetto di ricerca che il comune di Carlino ha finanziato, e questo bisogna dar atto che si tratta di un fatto eccezionale, che un comune piccolo come quello di Carlino finanzi dei progetti di ricerca archeologica. E si sono svolti questi viaggi nel 2007 e nel 2009. Il primo è stato un viaggio più vicino, cioè ci siamo recate nella zona dell'attuale Slovenia, dove ci sono dei siti militari che non facevano parte ovviamente dell'Imes, ma comunque di un altro confine un pochino più arretrato, e siamo andati a verificare appunto le ceramiche di questi insediamenti militari, che in parte erano conservate presso questi siti, in parte erano a Lubiana, quindi in un istituto di ricerca presente nella capitale slovena. E una seconda parte di questo viaggio invece si è spinta un po' più a nord, cioè a Vienna, dove abbiamo potuto vedere dei materiali ritrovati a Vienna stessa e quelli rinvenuti invece in una località che anticamente si chiamava Carnuntum, sempre un sito militare localizzato nelle immediate vicinanze di Vienna. E qui ci sono alcune foto proprio del nostro viaggio. Qui vedete me e la mia collega Francesca insieme ad altre due studiose. Si tratta di una studiosa italiana che ormai vive da anni a Vienna e di una studiosa invece austriaca. Qui siamo in vari punti del nostro viaggio. L'ultima foto è la più significativa per noi, perché sullo sfondo scorre il Danubio. E qui vedete invece delle immagini dei siti militari sloveni dove ci siamo recate per vedere le ceramiche invetriate simili a quelle di Carlino, e delle foto dei materiali stessi. I risultati di questo primo viaggio e di questi primi incontri e studi che ne sono derivati sono confluiti in un seminario che abbiamo organizzato a Carlino nel dicembre del 2007, dove abbiamo invitato vari studiosi con cui siamo entrati in contatto appunto nel corso di questo primo progetto di ricerca. E gli atti di questo incontro sono stati poi pubblicati proprio in un libro tutto dedicato a raccontare i primi risultati. Il secondo viaggio si è svolto invece nel 2009 e ci ha portato in Ungheria, in vari siti dell'Ungheria, come potete vedere. E in Ungheria bisogna dire che si concentrano i confronti più simili alle nostre ceramiche. Qui vedete sempre delle foto del nostro viaggio, sempre il Danubio che domina ovviamente. I resti di queste località romane
situate appunto in Ungheria, e anche le foto delle vetrine del museo dove sono esposti i materiali. Questo è un esempio dei materiali ungheresi. I materiali ungheresi sono veramente impressionanti perché hanno delle somiglianze nettissime con quelli ritrovati alla Chiamana di Carlino. E anche in questo caso abbiamo deciso di presentare i risultati del nostro progetto in un seminario, in un convegno che si è tenuto sempre a Carlino a marzo del 2009, in cui abbiamo invitato alcuni degli studiosi che già erano venuti nel 2007 e molti altri che invece partecipavano per la prima volta. E questa è una foto insomma di tutta la comunità dell'invetriata, che raccoglie non solo gli studiosi ma, come vedete, anche l'ex sindaco di Carlino e molte persone del posto che ci hanno aiutato praticamente nell'organizzazione. Anche in questo caso i risultati sono confluiti in una pubblicazione, che è una pubblicazione alquanto prestigiosa, in quanto fa parte di una collana inglese, che quindi ha una diffusione a livello europeo. E non entriamo nel dettaglio dei risultati, ma veramente il confronto con questi studiosi è stato estremamente interessante e ci ha permesso di capire più a fondo l'origine e la distribuzione e anche la quantità di ceramica invetriata presente in tutta l'area, diciamo, centro-orientale dell'Europa.